Bene, eccoci con lo speciale di oggi. Oggi ci occupiamo di comuni costieri, cominciamo a occuparci di Cetraro. Abbiamo con noi il sindaco Angelo Aita, grazie per essere qui. Certo, Cetraro oggi sorride perché ha ottenuto questi finanziamenti per quanto riguarda il porto ed è un finanziamento atteso da anni, no? C'era un bel po' di tempo, insomma, dopo aver fatto tutta l'infrastruttura bisognava andare avanti, come dire, aggiungere delle cose, perché è uno dei porti turistici, almeno sul Tirreno Cosentino, è il porto turistico più importante, più attenzionato e più accorsato. Sì, l'aspettavamo, come l'aspettavamo noi, credo che lo aspettino tutti coloro che hanno un porto qui in Calabria. Insomma, la portualità è un elemento fondamentale per il turismo nella nostra regione, 800 km di costa, insomma, sono importanti. E questo bando che abbiamo partecipato, dove siamo riusciti ad essere in graduatoria utile, ci dà la possibilità di poter completare con altri servizi e rispondere al criterio fondamentale del bando, che era quello di aumentare la disponibilità dei posti barca, perché la richiesta della nautica... sono i posti a disposizione? Attualmente quanti sono i posti a disposizione? Attualmente noi abbiamo 600 posti barca. 600. E con l'intervento lo porteremo sui 920. Quindi la richiesta c'è, insomma. C'è una richiesta. Noi dal mese di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre non riusciamo più ad ospitare nessuno. E abbiamo bisogno di aumentare soprattutto i posti barca di transito, perché da un po' di anni a questa parte è aumentato il transito in maniera esponenziale, che è l'elemento più, insomma, positivo per quanto riguarda la regione Calabria, perché come lei sa nel transito, insomma, il monto si passa attraverso i porti e a questo mondo bisogna dare delle risposte che ha bisogno di una serie di servizi e su questo ci stiamo attrezzando. Il finanziamento va in questa direzione, che credo che sia solo un primo finanziamento per i primi 5, diciamo. I primi 5, ma da quello che so io, insomma, tutti i porti avranno la possibilità di poter entrare in questo circuito, perché la richiesta dei posti barca della nautica è così alta che anche se attivassimo al massimo tutti i porti che abbiamo nella regione Calabria avremmo ancora bisogno di attivarne altri. Vabbè, io sono uno di quello... Ma non siamo messi bene per quanto di vista dei porti turistici, no, ne abbiamo assolutamente una esiguità. Io infatti sono anche della teoria che se a fianco alla mia città si aprisse un approdo o un porticciolo, insomma, io sono contento perché la richiesta è tanta e abbiamo bisogno di dare questi servizi, per cui insomma Belvedere, Diamante, che hanno dei porti da attivare, sto parlando del Tirreno, così Paola voleva attivare il porto, insomma sono delle realtà che secondo me... Paola saranno 30 anni che lavora su questi realtà. Sì, saranno 30 anni. Ma non è accaduto nulla, non è successo praticamente nulla, è rimasto solo un'idea, un progetto, un'intenzione. Tenga presente che il porto di Cetraro abbiamo impiegato 50 anni per risistemarlo nel 2008, insomma i tempi... Ma diciamo che il porto di Cetraro aveva altre problematiche. Aveva sicuramente altre problematiche. Quello è stato un atto forte di grande, come dire, di grande impegno, sottrarlo a gestioni non proprio limpide. Non solo sottrarlo a gestione, insomma, ma capire che il porto era un elemento portante della nostra economia. Dopo aver capito questo, che è un elemento importante della nostra economia, sia sul campo del turismo, quindi portuale, e sia nel campo come porto commerciale, peschereccio commerciale, dopo aver capito questo, insomma, tutti i nostri sforzi sono andati per riportarlo alla sovranità dello Stato, in entrambe le strutture. E credo che ci siamo riusciti. Adesso è assolutamente... Sì, abbiamo la gestione diretta su tutto, sia sulla parte turistica, sia sulla parte peschereccia. La gestione è diretta da parte del Comune. E ci è voluto un bel po' di tempo però per arrivare a questa soluzione.
Un po' di tempo con tante difficoltà. Ci è voluto Perché anche un atto insomma di forza, difficoltà di nell'avere l'autorizzazione, nel sistemare, nell'individuare, perché sa che non è facile da parte di un ente pubblico gestire delle cose. Ma alle nostre latitudini, alle nostre realtà, credo che un ente locale debba avere il coraggio di pigliare in mano la propria comunità e guidarla verso un progresso certo e sicuro senza che nessuno faccia deviare come è successo insomma, tanto tempo fa. Perché purtroppo insomma, bisogna dirlo, una cosa che mi meraviglia molto, la mia città fino agli anni 70 era una città dove era considerata la perla del Tirreno, tutti quanti ricordano. Insomma, poi vi è stato un ventennio buio ed essere classificata come la città della malavita, della Cosca Mutua, diciamolo, insomma, no? della Cosca Mutua, è una cosa che ci ha dato terribilmente fastidio. Insomma, noi abbiamo una cultura, una tradizione che è quella benedettina che va al di là e ci stiamo riappropriando della nostra tradizione, ma la nostra tradizione è bella e a questa nostra tradizione la città nei contenti sta seguendo e su questo lo ripetiamo ogni volta, insomma, grazie al lavoro brillante fatto da parte dello Stato ci ha dato la possibilità insomma, di sollevare la testa e camminare a testa alta nella nostra città lavorando per il bene comune, tutti, certo, anche i pescatori. Non bisogna mai abbassare la guardia, non bisogna mai cedere di un millimetro perché l'equilibrio, cioè stanno conquistando fette di territorio dopo anni di predominio criminale, non è un'operazione che può consentire momenti di pausa, bisogna essere... Non possiamo consentirci momenti di pausa, ma l'azione più importante... Io con lei ho discusso molto in questo periodo e lei sa perfettamente che uno dei miei cruci è come riuscire a dare un'immagine diversa della mia città, un'immagine positiva, l'immagine di quella che è in realtà, che non è facile. È un altro elemento che è diventato fondamentale per noi ed è stato il nostro, come dire, il leitmotiv degli ultimi 10 anni, anche della mia amministrazione, è quello di lavorare molto col mondo della scuola, perché se alle nuove generazioni non riusciamo a levare questo retroterra culturale che ancora persiste, e se riusciamo a retroterra culturale riusciamo a dare formazione, cultura, elementi, stiamo investendo molto sulla città immateriale e i risultati ci stanno dando ragione, perché i nostri ragazzi stanno crescendo con un alto livello culturale e un alto livello di mentalità e credo che la sfida che vinceremo come crescere la città la vinceremo proprio perché grazie ai nostri ragazzi sentiamo che vi è un sentore diverso, una trasmissione, un entusiasmo diverso di questa città e l'entusiasmo è dato dai nostri ragazzi. Torniamo al porto, un altro argomento di cui si discute da tempo è quello del mercato ittico, no? Si riesce ancora a chiudere questa partita, era una partita delicata, fondamentale, anche dal forte valore simbolico. Certo. E allora a che punto siamo? Proprio perché ha un forte valore simbolico, come lei si ricorda, dopo l'operazione, la brillante operazione Frontiera, il procuratore capo Gratteri, proprio un'intervista da lei, insomma, invitava ognuno a fare la propria parte, dicendo la città ormai è libera, fate gestire quel mercato ittico, fatelo gestire ai pescatori, date dignità ai pescatori. Noi abbiamo preso immediatamente insomma, alla lettera questo segnale che ci è stato dato e abbiamo, come dire, colloquiato con loro e eravamo anche convinti a costituire un'associazione di pescatori, cosa impossibile prima. Ci siamo riusciti con atti consigliari, abbiamo detto loro che consegnavamo il porto in attesa del bando pubblico che ogni ente locale è costretto a farlo. Bene, dopo aver fatto questo e aver chiesto per fortuna
dopo che io ho chiesto alla prefettura tutte le indagini sui nominativi dell'associazione, è arrivata l'interdittiva sui pescatori, insomma è stata una spada di Damocle anche per quanto ci riguarda. Io non ho perso un minuto di tempo, appena arrivata l'interdittiva, nella mia presenza ho scelto immediatamente di aprire direttamente con personale comunale il mercato ittico, proprio perché ha un forte valore simbolico e proprio per continuare a dare come dire, speranza che la nostra città anche in quel campo possa avere elementi di legalità. E allora, e adesso? Adesso siamo riusciti ad avere tutte le autorizzazioni come comune, compresa anche quella sanitaria, che era quella più difficile perché è un'autorizzazione regionale. L'abbiamo messa a posto, abbiamo comprato tutto ciò che serviva per aprire il mercato ittico, abbiamo preparato il bando pubblico per quanto riguarda la gestione dell'asta attraverso il mercato pubblico e abbiamo deciso di aprire noi il mercato ittico come primo punto vendita dei pescatori. Noi l'abbiamo aperto il 22 agosto, insomma non è da molto tempo che abbiamo aperto con proprio personale e stiamo discutendo con i pescatori, abbiamo un incontro anche domani. Con i pescatori abbiamo fatto già un paio di incontri per cercare di risolvere una serie di problematiche sull'organizzazione dell'apertura di questo mercato, soprattutto in questo mese di agosto che è abbastanza caotico anche per il loro lavoro. Insomma, ci hanno chiesto la possibilità di riorganizzarsi perché hanno bisogno anche di personale, di elementi per poter... Quindi verrà fatta una nuova cooperativa? Non so se è fatto una nuova cooperativa, perché il primo punto di pescato significa che i proprietari delle barche che portano il proprio pescato sul porto, invece di vendere in banchina, che possono vendere in banchina, cosa che avviene una parte del loro pescato lo possono portare in questo mercato. Insomma è bellissimo, è bello vedere un porto dove c'è una pescheria, un mercato dove uno può andare a acquistare il pesce. Su questo c'è una grande disponibilità da parte dei pescatori. Stiamo cercando di trovare la soluzione giusta per avviare questo mercato. Credo che ci riusciamo, fra le mille difficoltà, ad avviarlo, in attesa che venga aspettato poi il bando per Ma non ci sono più difficoltà di natura ambientale? Pressioni di nessun genere, diciamo, non ci sono più questi problemi? Assolutamente no. E vi dico di no per un motivo molto semplice, perché insomma noi abbiamo discusso molto con i pescatori e vi garantisco che, insomma, che anche i pescatori respirano un'aria di libertà, anche fra le mille difficoltà che hanno avuto nel post operazione frontiera. Mille difficoltà sulla vendita del pesce, a chi darlo, come sistemarlo. Siamo intervenuti anche noi per cercare di dare una mano, di vedere come poteva essere, come dire, dato il proprio pescato, la fatica, il proprio lavoro. Però il fatto che quel luogo possa essere il loro luogo dei sacrifici, del loro lavoro, ed essere padroni loro, simbolicamente, di quel luogo, è un fatto che nessuno vuol perdere, neanche loro vogliono perdere. Senta Sindaco, voglio fare una domanda di un fatto increscioso accaduto qualche tempo fa, come dice Tra, sono spariti dei soldi, no? Come dice Tra, hanno aperto la cassaforte e sono spariti dei soldi. Sì. Non si è saputo più nulla? Abbiamo fatto noi la nostra denuncia, ciò che è stato in indagine, addirittura nella denuncia che ho presentato ho chiesto di interrogare tutti, compreso il sottoscritto, insomma, che sta all'interno del comune dai 13 alle 14 ore al giorno, perché è una cosa fuori dal mondo. Neanch'io sapevo che esistesse nel mio comune una cassaforte per un deposito momentaneo del... Neanche lei sapeva questo? No, che ci fosse una cassaforte non ne ero a conoscenza. L'ho saputo dopo che ero a conoscenza, ma comunque in quel comune, nel mio comune, qualcuno doveva sapere che era a conoscenza, per cui ho chiesto di fare un'indagine appropriata e di interrogare ognuno di noi, perché ci sono delle responsabilità, eventuali responsabilità, insomma, che escono fuori. È stato un fatto grave. Quanti soldi erano custoditi all'interno di questa... Erano circa 10.000 euro. 10.000 euro. Che era il frutto del pagamento del ticket per la mensa. Cioè denaro che serviva alla collettività. Sì.
Insomma, è stato un fatto increscioso che mi ha fatto arrabbiare molto, sia per la superficialità, sia per l'atto, perché è stato, come dire, aperto la casa comunale, un luogo principe di legalità è stato aperto da vandali, da delinquenti. Io sono fortemente convinto che... C'è chi sapeva che c'era questa cassaforte, sapeva perfettamente, sapeva che sapeva anche lì, cosa c'era dentro. Che c'era lì e che cosa c'era dentro. Se no non vai a fare... Per questo ho detto di indagare a 360 gradi su tutti, anche sul mio personale del comune e sul sottoscritto. Ma c'erano le telecamere all'interno del comune? No? Telecamere che in quel luogo non funzionavano. Poi chiaramente adesso ho messo il sistema d'allarme, un sistema d'allarme anche sonoro, insomma tutto ciò che serviva adesso l'abbiamo messo, così come ho fatto cambiare anche le abitudini. Insomma soldi all'interno del comune adesso non se ne mantengono più, giornalmente vengono depositati dal nostro cassiere in banca, ecco. Che mi sembrava una cosa ovvia che si doveva fare anche prima. C'era questo tesoretto del quale lei non sapeva assolutamente nulla, insomma, no? No. E mi avevano riferito che questo tesoretto, insomma, c'è stato anche in altri momenti. Era, come dire, da noi era una prassi, non so dettata da che cosa, che i versamenti venivano fatti ogni fine settimana, ogni 10 giorni. Quindi il tesoretto, vario tesoretto, veniva custodito in questa cassaforte, che era una cassaforte muraria, e in questa cassaforte poi depositati. Insomma, abbiamo cambiato l'abitudine, è stato un fatto spiacevole che mi ha fatto molto arrabbiare. Che ha minato anche l'immagine stessa del certo. lavoro, dopo aver fatto tanto lavoro, per recuperare l'immagine. Certo. E mi ha fatto arrabbiare l'immagine, insomma, dall'ultima indagine che sono uscite fuori sulle pubbliche amministrazioni, questo mi fa rabbia. È anche uscito fuori che il comune di Cetraro, nella regione Calabria, sembra essere uno dei comuni maggiormente attrezzati in termini di competenze e di professionalità. Questa grazie a una lungimiranza avuta negli ultimi decenni, che c'è stato un piano di assunzioni importante. Insomma, nel nostro comune abbiamo 13 laureati con 13 figure professionali importanti che hanno dato un grande impulso a un comune. Insomma, noi siamo 70 dipendenti, che non sono pochi. E quindi averci riconosciuto questa capacità, questa professionalità, un ente locale che riesce insomma, a fare delle buone cose, essere rovinata per questa immagine mi dà terribilmente fastidio, perché rovina anche l'immagine stessa dei miei dipendenti. Senta, Sindaco, come chiudete il bilancio di questa estate? Beh, direi positivo, tranne il problema che hanno avuto tutti i comuni, che abbiamo avuto anche noi, che è stato determinato da una carenza idrica. Da qui in Calabria, da noi perlomeno, è dal mese di marzo che non c'è una goccia d'acqua, per cui noi siamo riusciti come dire, a contenere il problema idrico, siamo riusciti a contenerlo, ma fra mille difficoltà e sapendo di aver insomma, non dato sempre nelle 24 ore questo servizio. Avete dovuto razionare, insomma. Razionalizzare il servizio. Poi abbiamo avuto una frequenza altissima. Il mese d'agosto è stata una delle cose impressionanti. E una delle cose più belle che non succedeva da anni è di vedere il centro storico che era disabitato. Io ho un centro storico che ha una capienza di 3.500 posti, cioè di posti letto, che era ormai abitato solo da 280 persone, non 280 famiglie, da 280 persone totalmente, su 3.500. Questo centro storico l'ho visto nel mese di agosto abitato, cioè sono stati affittati nel centro storico. Questo significa anche che è cambiato il livello del turismo. Vi è alla ricerca di questi luoghi perché chi vuol fare turismo adesso vuol fare esperienza nei luoghi della tradizione. Questa è una cosa bellissima che ci convince dell'idea di turismo che abbiamo messo in campo anche come comune di Cetraro. Anche perché il mare, insomma, anche quest'anno... Beh, devo dire, a dire la verità, che insomma, il mare anche rispetto agli altri anni ha avuto meno problematiche. Saranno che le condizioni meteorologiche ci hanno dato forse una mano,
Ma insomma il comune di Cetraro, ma credo anche tutti gli altri comuni, tante come dire, piccole esperienze limitate ad alcuni piccoli luoghi, abbiano dato delle problematiche. Insomma, il mare, le garantisco che è stato pulito e la soddisfazione dell'utenza è stata alta. Ci sono poi delle cose che non vanno, ma non vanno nel mio comune, non vanno in nessun altro comune, ci sono delle piccole, come dire, situazioni che bisogna mettere in mano. Ma è così vero che bisogna mettere in mano che c'è nel patto per la Calabria c'è un investimento forte sì, ma io che la le chiedo, Regione Calabria vuol fare. ma i sindaci dovrebbero controllare il loro territorio, certo. no? Dovrebbero verificare, vedere se ci sono scarichi in mare, Certo. che cosa No, avviene. bisogna Vedere 12 mesi all'anno, certo. non solo Guarda, limitatamente nel io già in periodo una cui... precedente trasmissione ho detto questo, noi abbiamo un nuovo impianto di depurazione. Con noi impianto di depurazione dovevo eliminare e chiudere il vecchio impianto perché il nuovo doveva essere sufficiente a contenere il nucleo abitativo, anche quello estivo. Ma ho mantenuto tutti e due gli impianti attivi e tutti e due gli impianti attivi mi costa il doppio in termini di energia di corrente che la paga il comune. E sai perché? Perché tutti e due gli impianti mi dà la possibilità di poter gestire fino a 45.000 abitanti e mi dà la sicurezza, siccome paghiamo noi l'energia elettrica, che gli impianti siano sempre attivi e dare quindi una qualità reale dell'acqua. Questo ci ha limitato, non quest'anno, ma da tempo ci ha limitato una serie di problematiche che prima si riscontrava. Senta, Sindaco, è chiaro che la depurazione costa. Certo che costa. Lei si sente di escludere perché, per esempio, che in alcune aree, di alcuni centri del Tirreno Cosentino magari ci si limiti a fare depurazione da giugno ad agosto? Guarda, qua tutti gli impianti, lei sa la grande responsabilità che hanno i sindaci rispetto a questo fenomeno, perché pagano personalmente sia in termini civilistici che penalmente. Quindi lei immagina se ogni sindaco non vuole il massimo rispetto a questo ciclo di depurazione. E le garantisco come io chiedo costantemente, mese dopo mese, i risultati dell'analisi dei fanghi e tutto il resto, così faranno e hanno fatto e fanno tutti Quindi i miei colleghi. Lei è certo... Ora, il problema è quello che le dicevo prima, e quando la gestione viene totalmente data in mano ai privati e non c'è un controllo a monte da parte dell'amministrazione pubblica, io per questo le ho detto che per esempio tutto ciò che è la partita dell'energia elettrica, che è la partita più alta in termini di impegni economici, quello noi come comune l'abbiamo mantenuta noi, non l'abbiamo dato nella facoltà del gestore, che può, da noi no perché sono convinto che sono tutte persone, ma può per un motivo di risparmio di natura come dire, elettrica poter chiudere l'impianto per qualche giornata d'inverno. Potrebbe anche farlo. Ma può succedere? Può succedere? Beh, insomma, mi riferivano che in una trasmissione ho sentito che l'impianto di Crotone, non vorrei sbagliarmi, insomma, è stato chiuso per mesi. È stato chiuso per mesi. Insomma, sono delle situazioni, ma qui ci vuole un impegno, non si può chiedere al Comune di badare, sì, con tutto l'impegno che può mettere il Comune in termini di vigilanza, ma ci vuole qui, come dire, un impegno serio da parte dello Stato e della Regione. E i fondi ci sono, bisogna solo liberarli e saperli spendere. Senta, Sindaco, ma fate una riunione voi tra sindaci dei comuni costieri all'inizio dell'estate, magari che so io, ad aprile, maggio, marzo, ancora meglio, per vedere di fare il punto della situazione, o mai avete fatto una riunione di questo tipo? No, io credo che questa sia una cosa giusta. Ma l'avete fatta o non l'avete fatta? Noi l'abbiamo fatta con la provincia una serie di incontri, ma come dire, un incontro fra aree territoriali e questo obiettivamente non l'abbiamo fatto. Io capisco che su questo si ha ragione, ma io vado spesso alla cittadella regionale, lei non ha idea di quanti colleghi sindaci incontro e sono tutti lì all'ambiente a chiedere
come dire, disponibilità economiche per poter risolvere il problema della depurazione o il problema del collottamento fognario, perché ci sono insomma ampi strati della popolazione in alcune zone dove ancora non sono neanche collettate e questi possono scaricare nei fiumi, possono scaricare nei pozzi neri, insomma c'è una situazione che deve essere affrontata. Quindi non dovrebbero vigilare i sindaci su queste cose? Certo che dovrebbero vigilare i sindaci, certo. Ma è così vero che non solo dovrebbe vigilare i sindaci, ma ogni autorizzazione che viene data ai cittadini sulla costruzione di un fabbricato che è fuori dal centro urbano, non servito dalla rete e dai collettamenti della rete fognaria, vi è una dichiarazione, una dimostrazione che può essere fatta all'immobile se vi sono le vasche IFOM, questo lo dice la legge, insomma. Ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità, torneremo tra poco in diretta. Allora, tornati in diretta, ci ha raggiunto il sindaco di Cassano Gianni Papasso, grazie per essere qui. Abbiamo parlato inizialmente con il sindaco di Cetraro anche di questi finanziamenti legati ai porti turistici. Noi abbiamo ospitato oggi nel telegiornale una reazione stizzita del sindaco di Cassano nel constatare che per esempio per quanto riguarda i posti turistici a Cassano non è toccato nulla. Eppure mi pare che Cassano, l'ha detto lei, ha partecipato al bando, era certo di posizionarsi tra quei primi 5 che hanno già ottenuto il via libera ai finanziamenti, invece niente. Adesso, sindaco, lei ha detto noi faremo ricorso al TAR e chiederemo che venga rivista questa graduatoria. Mi pare sia questo il momento saliente di questa delusione. Innanzitutto io vi ringrazio per l'ospitalità che mi concedete, data la possibilità a me di poter spiegare quella che è la posizione mia e quindi del Comune di Cassano Ionio. Poi chiedo scusa per il ritardo, non dovuto a mia negligenza, ma c'è l'autostrada bloccata. Ci sono 15-16 km di coda. Non molto facilmente si riesce, venendo da nord, a raggiungere Cosenza. C'è un incendio che sta interessando l'area Grimaldi, ho fatto tardi per queste ragioni. Poi mi voglio complimentare con il mio collega, con Angelo, ha ottenuto i finanziamenti. Per l'ottenimento del finanziamento, insomma, c'è anche una forma di gelosia, tra virgolette, perché io auguro successo ad Angelo. Io sono arrabbiato, profondamente arrabbiato, perché il complesso nautico dei laghi di Sibari, un complesso bellissimo realizzato verso la metà degli anni 70, ha rappresentato per lunghissimi anni il fiore all'occhiello della politica turistica calabrese. È stato un porto turistico di eccellenza, le regate che si sono svolte, arrivava anche Casiraghi e non solo. Purtroppo alcuni anni a questa parte, voglio dare atto anche a voi di Tenne, questo benedetto, maledetto, che avete denunciato il degrado che purtroppo sta avvolgendo quel complesso nautico bellissimo che comunque conserva la sua bellezza. Perché il degrado? Il degrado è dovuto soprattutto al fatto che abbiamo il canale che fa accedere all'imbarcazione, del famoso canale degli Stompi. Il canale degli Stompi fa accedere, costantemente si insabbia e quindi praticamente non consente il libero accesso al complesso nautico, che è capitato e capita che in alcune circostanze alcuni natanti entrano nei laghi e poi non possono più uscire, oppure escono e non possono più entrare. Il Comune di Cassano Ionio sta cercando di fare la sua parte, abbiamo ottenuto un finanziamento di 240.000 euro per il miglioramento dell'ufficiosità idraulica dei corsi d'acqua. Ho sottoscritto con il consorzio di bonifica di Trebisacce, che ringrazio, una convenzione per non disperdere questi 240.000 euro e sono 3 anni che in qualche modo stiamo garantendo la navigabilità, anche se devo dire con vivo dispiacere che quest'anno le barche a vela che hanno un pescaggio superiore a 1,30 m non riescono ad uscire, ad entrare nel canale dei laghi, perché ci sono dei punti dove non riusciamo ad arrivare, non riusciamo, come dire, a dragare.
Speranza era questo Aspettavate bando. questi soldi. Speranza era questo bando. Cosa è successo? La provincia di Cosenza, con il presidente Oliverio, fa realizzare un progetto preliminare per risolvere la questione di insabbiamento. Dopodiché questo progetto l'ha portato avanti il presidente Occhiuto e il presidente Occhiuto l'ha presentato al Museo Nazionale della Sibarita, quindi in prossimità proprio dei laghi di Sibari, in Bomba Magna, dove c'ero pure io, un progetto che si candida a risolvere la questione. Esce il bando sui porti, io voglio partecipare, mi metto in contatto con la provincia, ringrazio il presidente Iacucci, il quale sottoscrive con me un protocollo d'intesa, mi regala il progetto e siccome c'era qualcuno alla regione che diceva che i laghi di Sibari, no, sono un complesso privato, io sostengo l'esatto contrario perché l'articolo 28 del codice della navigazione dice alcune cose, che faccio? Per evitare questo problema sottoscrivo due protocolli d'intesa con i due cantieri nautici, i quali regalano al comune di Cassano Ionio 300 posti barca, quindi sono 300 posti barca di carattere pubblico all'interno, in modo tale che posso partecipare al bando. Partecipo e la prima busta che viene aperta è quella del comune di Cassano Ionio, documentazione ineccepibile, tutto a posto, dopodiché veniamo a sapere che noi non possiamo partecipare perché quello non è un porto, non è classificato come porto, cioè una grande contraddizione perché la Regione Calabria ha inserito i laghi di Sibari nei suoi master plan e in tutti gli atti nel piano però che sia una struttura nel QTR, però che sia una struttura privata mi pare credo? Che sia una struttura privata mi pare è una lottizzazione privata dove il comune di Cassano Cassano ha questi 300 posti barca, però il problema non è questo. Io non tanto parlo dei laghi, quanto parlo del canale dello Stombo, il quale canale è un porto canale dove in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi momento della nottata, quando è aperto, tutti possono trovare ricovero, tutti possono entrare perché non li blocca nessuno. E volete sapere la cosa strana? Che è di proprietà della Regione, perché è stato costruito quel canale da parte della Casmez, no, tutti i beni Casmez sono passati di proprietà regionale, il canale dello Stombe, sentite, 40 metri largo per una profondità di circa 4 metri, con 2 moli è stato realizzato, mi dicono alla Regione, per il deflusso delle acque di irrigazione. E io sto dicendo, è un'ipocrisia, perché per tanti anni abbiamo creduto a questa ipocrisia. Questo è un canale che è stato realizzato con fondi pubblici dalla Casmez, proprio perché doveva essere un canale navigabile che doveva servire ai laghi di Sibari, ai natanti, per poter entrare e uscire dai laghi di Sibari. E c'è tanta documentazione sparsa in giro per gli uffici della Regione, del Genio Civile, del Ministero dei Trasporti, per l'Italia intera, dove i laghi di Sibari sono censiti come porto, cioè sono stati anche hanno la stessa classifica del porto di Gerardo. Quando ho capito che c'era qualche problema, ho chiesto di essere ascoltato, sono stato ricevuto, ho dovuto aspettare affinché si riunisse la commissione rispetto all'orario di convocazione, ma ci sta. Sono stato, quando mi sono trovato di fronte a una commissione chiusa ho detto scusate signori, ma vogliamo smetterla con l'ipocrisia? Io ho 2700 posti barca lì, voi state pensando di mettere in campo risorse per realizzare altri posti barca e mi fate chiudere 2700 posti barca? Non è possibile una cosa di questo genere. Ho preteso anche un sopralluogo sul posto, 2 funzionari di questa commissione sono venuti sul posto, ho fatto vedere come stavano le cose, pensavo che così di aver risolto il problema e invece noi siamo stati bocciati. Mi sono rivolto al Presidente della Giunta regionale che ha ricevuto me e lo ringrazio, insieme ad una delegazione del Comune di Cassano Ionio, insieme ai rappresentanti della Lega Navale, il Presidente della Regione diceva di essere d'accordo con me, però la burocrazia regionale ha bocciato la pratica. Allora il problema è questo qui, ma è mai possibile che ogni qualvolta c'è una questione, c'è un problema che riguarda Sibari, bisogna dire di no, come se ci fosse proprio un atteggiamento particolare verso non solo il Comune di Cassano, verso la Piana. Allora io mi trovo adesso, come sindaco, con la protesta dei velisti, no, dei laghi di Sibari che dicono sindaco non sei capace di farmi uscire dal canale.
con l'opinione pubblica castense che dice tu sei amico di Oliverio, sei sostenitore della giunta regionale e non stai avendo un centesimo di finanziamento, no, con il canale messo in Sabbiate e con la commissione regionale che dice no, quello non è un canale, noi non ci riguarda, ci giriamo dall'altro lato. Io rispetto a questa cosa qui, io protesto vibratamente perché è arrivato il momento di dire basta, ma proprio basta, perché il sindaco non può essere lasciato solo. Io mi sento solo rispetto a una grande problematica che è quella dei laghi di Sibari. È un complesso meraviglioso e per rilanciare il 5 e 6 agosto la mia amministrazione comunale lì ha organizzato degli eventi, ha messo su un insieme di persone, di personaggi, di autorità per lanciare il distretto nautico della Magna Grecia, per proporre il salone nautico dello Ionio a Sibari, proprio per dire guardate, interveniamo, salviamo questo complesso nautico perché non può essere abbandonato. E devo dire che mentre i residenti, i cittadini che hanno interesse ai laghi incominciano ad apprezzare questa iniziativa, poi una certa burocrazia si fuori dagli occhi di prosciutto e blocca tutto. Non è giusto, non è assolutamente giusto. Ma perché ci sarebbe questo ostracismo nei confronti della città? Perché c'è un'ipocrisia che viene da lontano. L'ipocrisia è che i laghi di Sibari sono un complesso privato, io non posso dare un centesimo perché altrimenti vado a favorire il complesso privato. Io dico, a me del complesso privato ovviamente mi interessa poco, anche se ho fatto in Natale di avere 300 posti barca a disposizione, quelli che sono contenuti nei master plan che ha previsto la Regione. Ma il canale, per me è un porto canale, è di proprietà della Regione. Semmai sono io sindaco a dire scusate, ma che opere volete fare a mare? Non è che c'è un impatto ambientale e quindi mi devo mettere devo tutelare l'ambiente, eccetera. Cioè, è una cosa assurda, è una cosa assurda. Allora, il ricorso straordinario che io farò al TAR lo posso anche perdere. Poi andrò al Consiglio di Stato, lo posso anche, ma per me io pongo un problema di carattere politico, è arrivato il momento che qualcuno mi aiuti a risolvere il problema dei laghi di Sibari, perché non posso essere io, che non ho né risorse, nemmeno la qualifica necessaria per poter intervenire a mare. Non ho gli strumenti diretti o indiretti per poter intervenire. È arrivato il momento che della questione dei laghi di Sibari noi la dobbiamo affrontare. Stamattina ho chiamato l'assessore Musulmano, che ringrazio, mi ha risposto, ha detto hai ragione, vediamo come poter fare. Ho cercato l'assessore Russo, ho mandato a dire anche al Presidente della Giunta regionale che io sto facendo il mio dovere di sindaco, sto lanciando i laghi non possono morire, non possono morire. E se eventualmente non si risolve il problema, io andrò sui moli del Porto Canale, mi andrò ad incatenare finché non si risolve la questione. Sa perché, direttore? Perché se lasciamo così le cose, anche i 2 moli esistenti, con le prossime mareggiate invernali, saranno inghiottite perché stanno crollando. Allora, di fronte all'insipienza di una burocrazia che a tutti i costi non applica il sistema dell'ipocrisia, io non ci sto. Se poi è stato sbagliato il bando, e il bando molto probabilmente non è stato preparato in perfetto ossequio a quelle che sono le norme, le disposizioni della Comunità Europea, questo la vediamo pure in sede di TAR e di Consiglio di Stato. Voglio sentire Aita se ha letto il bando, se ha riscontrato delle... Allora, a me meraviglia una cosa, che insomma la solita della storia che andiamo ripetendo da un po' di tempo, un po' gli amministratori della Regione Calabria. Il problema che abbiamo in Calabria attualmente non è determinato da una classe politica che ha dimostrato che molto burocrazia, c'è una visione, ma c'è una burocrazia, c'è una macchina regionale che, come dire, è dedita più alle sottigliezze burocratiche delle cose più che alla sostanza. E siccome qui in Calabria dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte che vanno nella sostanza, è finita il tempo dove io ti boccio un progetto perché mi manca una virgola, per capirci bene. Oppure perché mi sei antipatico. Allora ci sono delle scelte strategiche che bisogna fare. Allora, obiettivamente l'ho detto anche prima, che in provincia di Cosenza sia l'unico porto ad essere finanziato, anche qui lo scandalo, tutti noi conosciamo la bellezza e i luoghi del
dei laghi di Sibari e del porto. È veramente bello, che purtroppo degli errori hanno portato ad insabbiarsi, a non può essere una bellezza che non può essere sfruttata dalla collettività, non può essere un volano di sviluppo. Se i laghi di Sibari diventano una bellezza come lo sono, che possono essere usufruiti, ne va di vantaggio anche per la mia struttura portuale, per la mia città, quello che non si riesce a far capire. Ora, è vero che il bando anche là ci hanno posto delle problematiche, che non bisogna fare delle attività di natura commerciale, altrimenti la Comunità Europea potrebbe farli passare come aiuti di Stato, per cui devono essere delle strutture a servizio della portualità, ma di natura pubblica, collettiva, ma mi sembra che quindi il posti collega, barca, diciamo. il collega si possono fare dei posti barca. È andato in questa direzione. Ma io, come dire, punto il dito su una cosa: c'è una bellezza che ha riqualificato un luogo, e mi piace l'idea di questo porto della Magna Grecia, che ha riqualificato un luogo che ha 2700 posti, una particolarità, mi sembra di essere come dire, in America per come è stato concepito quel porto, anche se è concepito dal privato, concepito quei laghi, che non possa essere risolto un problema, che è atavico. Insomma, anche qui io non so se questo è il canale di finanziamento o ce ne può essere altro. Questo diventa un obiettivo strategico, secondo me, regionale, che deve essere messo in mano, perché questo significa dare risposte serie in termini di turismo. Io mi dispiace di questa vicenda, se il mio sostegno in qualità di sindaco se sono stato finanziato, ce l'hai tutto, caro Gianni, perché riteniamo che anche sulla portualità, così come sulle altre cose, e sulla sanità, spero di poterci ritornare, abbiamo bisogno noi sindaci di fare rete, e dal basso far capire che se non ci mettiamo insieme a fare rete, un modello di sviluppo di questa Calabria non siamo capaci di rilanciarlo. Gianni Papasso, oltre a sollevare questo problema del sistema portualità in Calabria, quindi dell'attenzione dovuta ai laghi di Sibari, per tutto ciò che Sibari rappresenta, rappresentato, può rappresentare, può essere un'occasione di crescita e di sviluppo, mi pare che abbia puntato l'attenzione anche su un altro settore chiave, un altro comparto chiave, che è quello della sanità. Lamentare, come dire, anche qui una sorta di disattenzione, o la memoria mi inganna? Così come il sindaco di Cetraro su questo tema e su questo argomento. Ma io vado batte molto. richiamando l'attenzione di chi ci governa sia a livello regionale che nazionale nel comprensore della piana di Sibari. Quindi tu dici la piana di Sibari. È arrivato il momento che la piana di Sibari deve necessariamente essere Lì c'è un problema trasporti, viabilità, c'è un collega problema sindaco, quando mi sanità. sente dire della piana, quando mi sente dire, io dico spesso che Sibari è la grande tradita, dice ma tu ripeti sempre la stessa cosa. Sì, però adesso finalmente la ferrovia ionica abbiamo ottenuto, e qui grazie anche all'impegno della Presidente della Regione, certo, il finanziamento, lo sblocco della superstrada Sibari-Roseto Capospulico, eccetera. Però io vorrei ricordare che nella piana di Sibari ci sono 20.000 posti letto che si riempiono soltanto 20 giorni all'anno. Noi abbiamo bisogno di destagionalizzare. Che è un delitto. Avevamo previsto e proposto la realizzazione di un aeroporto, e naturalmente che non dovrà servire al sindaco di Cassano per volare e andare a Roma, ma serve per far arrivare i charter. Anche, diciamo, vabbè, ma non ne manteniamo, non riusciamo a mantenerne anche uno. Stagionale. C'è la questione della crisi degli aeroporti, infatti noi ce ne stiamo buoni. C'è la questione della sanità, per esempio, il comune di Cassano Ionio è stato realizzato negli anni 60 un ospedale. No? L'hospice. No, un ospedale. Ah, l'ospedale. Che doveva comprendere tutti i reparti, diciamo, tradizionali, medicina, ostetricia, chirurgia, eccetera, eccetera. Questo ospedale non è stato mai aperto, è aperto soltanto il piano terra perché c'è il polo ambulatorio, e poi da anni opera lì un hospice e svolge una grande funzione. Tutti gli altri piani dell'ospedale non sono utilizzati. Io ho invitato a Cassano il commissario Scura per dire guardi, c'è questo ospedale, vediamo cosa fare, cerchiamo. Ha detto ma questo non è un ospedale. Scusi, ma perché che cos'è? È un fabbricato. Sì, ma un fabbricato realizzato negli anni 60
perché doveva essere un ospedale. Poi non è partito, comunque c'è un fabbricato realizzato con i soldi dei cittadini che sta qui, e siccome lei deve programmare la sanità in Calabria, prevede di fare qualcosa anche in questo stabile. Cioè, qua non dobbiamo fare niente perché è un fabbricato, non è un ospedale. Questa è la risposta che mi sono sentito dire. Siccome lì c'è un laboratorio d'analisi di eccellenza, perché lo usano soprattutto le forze dell'ordine per la tossicologia, eccetera, eccetera, nel mentre noi chiediamo l'autonomia del laboratorio d'analisi, c'è la proposta che addirittura bisogna chiuderlo, bisogna togliere tutto ciò che sta facendo in questo momento, tant'è che stiamo combattendo una battaglia per cercare di mantenere almeno quello che avevamo. La verità è che il cittadino non ha nemmeno diritto ad ammalarsi, non ha diritto alla salute. Si parla dell'ospedale della Sibarite, un ospedale che interesserà Rossano e Corigliano. Sono 30 anni. Rossano e Corigliano. Se proprio io, quando è stato proposto allora, ho criticato il sindaco di Cassano perché a mio avviso bisogna fare una battaglia, perché se si chiude Trebisaccio, no? E siccome c'è l'ospedale di Rossano, l'ospedale di Corigliano, fai l'ospedale centrale Baricentro a Sibari che accomuna, raccoglie tutta la piana. Questo non è stato fatto e invece si andrà a fare l'ospedale della Sibarite tra due centri grossi, tra Rossano e Corigliano, che hanno già due ospedali. Questo è quello che sta verificando in Calabria, una programmazione già avviata che ci troviamo oggi di fronte. Allora, il problema è questo qui. Un sindaco non può stare da solo. Questo non significa, per una questione di onestà morale lo devo dire, ogni qualvolta io mi sono rivolto al Presidente della Giunta regionale, ho avuto le porte aperte, anche rispetto a questa vicenda ho visto l'imbarazzo del Presidente che dava indicazioni a favore del porto dei laghi di Sibari, che davanti a me, davanti ad altri soggetti, si è impegnato ad assumere, diciamo, l'iniziativa di soluzione del problema. Io però non posso stare fermo, non posso, tradirei i miei cittadini. Io non tradisco i miei cittadini, io sono lì perché sono stato eletto per fare gli interessi di carattere generale, per raggiungere l'obiettivo del bene comune. Il bene comune significa anche fare ogni azione, ogni mossa, ogni iniziativa giusta e utile per far sì che quel complesso bellissimo nautico dei laghi di Sibari, che comunque, nonostante il degrado che voi avete fatto vedere, comunque ad essere stupendo, bellissimo, un posto meraviglioso, deve essere attenzionato. E allora io sto ponendo un problema di carattere politico rispetto al quale voglio delle indicazioni. Non posso nella maniera più assoluta confrontarmi con funzionari che camminano con i paraocchi. Oggi le norme dobbiamo tutte rispettare. Se un sindaco non rispetta una norma, subito viene malmenato ed è giusto che sia così. Però noi sindaci dobbiamo anche avere la possibilità di poter contare su chi ci aiuta sul territorio. Ho sentito prima che avete parlato di depurazione. No, nel mio comune lui c'ha due impianti, uno è molto recente, no, che li ha realizzati il commissario per Cassano, Cassano ha 6 impianti. Lui ha parlato anche che ci sono zone non collettate e faceva riferimento a palazzi che vengono costruiti in zone, in luoghi dove non c'è servizio di fognatura e ci sono le vasche IMOF. Io vi posso dire che nel mio comune ci sono migliaia di cittadini che ancora utilizzano i pozzi neri perché ci sono contrade sprovviste di fognatura e il sottoscritto da tempo ha proposto la realizzazione di un depuratore unico, smantellare i 6 che sono obsoleti, vecchi, eccetera, realizzarne uno solo, collettare tutte le zone che non sono collettate e realizzare anche il terziario, perché l'acqua è una risorsa, utilizzare di fronte alla siccità Carangela l'acqua, anziché mandarla a mare, e utilizzare il riutilizzo dell'acqua in agricoltura. Vabbè, non ne usciamo più perché gli argomenti sono tanti, dalla depurazione alla sanità, alla portualità. Ma io volevo dire una cosa sulla sanità, se mi permette.
Insomma, stiamo vivendo, per chi ha un minimo di intelligenza, in Calabria stiamo vivendo una situazione che dire che è paradossale, insomma, è dire poco. La Calabria intera, credo 1.800.000, non so quando siamo, 90.000 abitanti, non ce n'è uno che ha dichiarato che la struttura commissariale ha creato più danni negli anni, e questo attuale non ne parliamo proprio, per cui il superamento di questa criticità, riportando in mano ai legittimi, come dire, legiferatori rispetto alla sanità, che è il Consiglio regionale e la Giunta regionale, lo dicono tutti, confermato da tutti, confermato ad alti livelli anche dal governo nazionale per alcuni aspetti, confermato ultimamente anche dal tavolo, ex tavolo Massicci, sulle problematiche che tutti noi conosciamo, ma qui nulla succede. E a questo nulla succede ci troviamo di fronte a un piano sanitario che è stato presentato dal commissario, dichiarato da tutti non applicabile, non calato sulla realtà, non tiene presente realmente dei bisogni cittadini e delle condizioni epidemiologiche di ogni realtà, è un piano che non dà la risposta di salute ai cittadini e non dà la risposta essenziale, quello che insomma da diverse trasmissioni, caro direttore, lei dice 300 milioni di euro che vanno via da questa Calabria per dare una risposta di salute che non riescono a rientrare. Bene, io ho affrontato in maniera provocatoria, ma non tanto provocatoria, una proposta che proporrò anche agli altri sindaci. Lo porterò in Consiglio Comunale fra qualche giorno. La proposta mia è che, essendo il TUEL all'articolo 50 ci dà la possibilità di essere come dire, gli unici garanti della salute del cittadino nel proprio territorio. Nel proprio territorio io proporrò una delibera consigliare di commissariare il commissario ad hoc nel mio territorio e di chiedere, attraverso un investimento da parte del Comune, metto a disposizione una quota che abbiamo nella disposizione e chiedo anche agli altri comuni, chiederò all'Università Calabrese di preparare un piano sanitario in alternativa a quello attuale, cosa che avrebbe dovuto fare la politica. Ma c'è già un piano sanitario presentato allora dall'assessore Lomoro che non è mai arrivato in Consiglio. Non è mai arrivato in Consiglio, per vedere se attuale è quello. Ma di fare che parti dal basso, che ascolta il cittadino, che veda le condizioni orografiche della nostra comunità, che sia un piano capace di dare risposte in termini di salute al cittadino. Non voglio sentire dire che uno muore perché non ha potuto raggiungere un ospedale che si trova a 100 km di distanza. Non è possibile. Allora, dare risposte alla salute chiudendo laboratori o chiudendo reparti o chiudendo ospedali è una strada che non piace. Quindi una delibera di commissariare, che è un atto provocatorio, per dire adesso basta, lo diciamo anche noi del territorio e i sindaci, che la politica, sia proprio che il governo nazionale, decide di cosa vuol fare della sanità calabrese. Ma su questo argomento i bla bla della politica in questi ultimi mesi si sono sovrapposti, iniziative, braccio di ferro, riunioni a Roma, tavola a Duce, sconfessato il commissario, poi rimesso in circuito, poi c'è stata la lunga vicenda delle assunzioni, poi le dimissioni del subcommissario, poi la riproposizione della poi si chiudono i reparti perché mancano i medici. Poi si chiudono i reparti perché mancano medici, chi più ne ha più ne metta. A Cassano noi abbiamo ospitato l'altro giorno il portavoce di un'associazione di cittadini che sta organizzando e ci ha raccontato di aver scritto sia al Presidente della Giunta sia al Commissario più volte chiedendo un incontro per esplicitare quelli che sono i problemi che vive quest'area anche della Sibarite, ma non hanno ricevuto risposta. Quindi,
qualcosa bisogna in qualche modo escogitarla. Può essere forse questa un'occasione, una provocazione, quella che diceva il sindaco di Cetraro, può essere davvero la spinta necessaria per sciorinare tutto ciò che c'è e ripartire, perché questo è uno dei settori cardine della vita sociale, molto attenzionato dai cittadini, un argomento molto sensibile verso cui non è concesso a nessuno scherzare né giocare sulla pelle dei cittadini. Io vi ringrazio per essere stati con me, il tempo a nostra disposizione si chiude qui, seguiremo questa vicenda di Cassano, vedremo come andrà a concludersi questo dei laghi di Sibari, così come aspettiamo che si definisca anche tutto il progetto complessivo del porto di Cetraro. Grazie, ci vediamo al prossimo incontro, arrivederci.